Allora, buongiorno a tutti e grazie per essere venuti questa mattina a questa conferenza stampa in maniera così numerosa. Per chi non mi conosce, io sono il colonnello Saverio Ceglie, comandante provinciale dei Carabinieri di Nuoro. Qui accanto a me c'è il dottor Garau, procuratore di Nuoro, e la dottoressa Pizzorno, procuratore presso il Tribunale dei minorenni di Sassari. E poi presente il colonnello Adamo, comandante provinciale di Sassari, e il maggiore Pino, comandante della sezione anticrimine del ROS di Cagliari. La partecipazione così numerosa da parte delle istituzioni vi dà già l'idea di quanto impegnativo sia stato il lavoro da parte nostra, da parte di tutti, per raggiungere il risultato che ha portato stanotte all'esecuzione di due provvedimenti restrittivi, due misure cautelari che sono state emesse dal GIP del Tribunale di Nuoro, il dottor Cusceddu, e dal GIP del Tribunale per i minorenni di Sassari, la dottoressa Palmas. Prima di dare qualche indicazione in più sull'attività, io se lei d'accordo, dottor Garau, lascerei un attimo la parola a lei. Mi perdoni, però ci tengo innanzitutto a ringraziare, ne voglio approfittare perché questo risultato è stato possibile grazie a una perfetta sinergia e collaborazione con la Procura di Nuoro, con la Procura per i minorenni di Sassari, con il Comando Provinciale di Sassari e con il ROS. Quindi è stato un lavoro sicuramente impegnativo, molto lungo, dove effettivamente il lavoro e il contributo di tutti è stato assolutamente indispensabile per poter raggiungere questo importante risultato. Quindi è un aspetto, dottore e dottoressa, che ci tengo assolutamente a sottolineare, perché è la dimostrazione che si può lavorare benissimo insieme per raggiungere un obiettivo comune. Chiedo scusa. Chi mi conosce, tra voi presenti, sa che la Procura di Nuoro ha sempre tenuto un basso profilo. Chi ha visto ieri una conferenza stampa potrà dire che in realtà non è così. Due conferenze stampa in un giorno da parte mia è una cosa assolutamente inusuale. Il fatto è che quello di ieri e quello di oggi per diversi motivi hanno una eccezionale rilevanza. E la rilevanza in questo caso dipende dal fatto, non certo da quella mediatica che ha avuto rilevanza mediatica che quando questo fatto è stato consumato ha avuto sulla stampa nazionale, ma perché è certamente un delitto, un omicidio molto particolare. Non un omicidio di faida commesso in Urume, ma un omicidio commesso ai danni di un minorenne, la scomparsa di una persona debole, e da subito si è detto commesso da altra, insomma, adesso c'è stato un indirizzo ben preciso, e cioè un altro minorenne e persone giovani coinvolte. Quindi questo ha senz'altro dato, come dire, un impulso all'indagine, ma ci ha fatto capire che eravamo davanti a qualcosa di particolare, sul quale occorreva assolutamente indagare in un ambiente, in una situazione per certi versi nuova. Era un omicidio che sembrava risolto da subito, tutti voi avete dato subito la soluzione. In realtà una cosa è parlare, chiacchierare, altra cosa è fare le indagini e trovare le prove, anche perché qua chiacchieravano molto tutti con voi e poco con noi come defendisti. E questa è stata una difficoltà importante che risalta per più il lavoro fatto dagli inquirenti, fatto dalle procure, fatto dai carabinieri. È stato un lavoro senza precedenti, un lavoro di indagine senza precedenti, oltre un anno in cui abbiamo lavorato praticamente tutti i giorni, perché qualcuno dicesse vi state dimenticando di noi,